Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, insieme come ogni giorno fino alle 13:30 con tutte le notizie e gli aggiornamenti, ma cominciamo subito con due notizie di cronaca che ci arrivano dalla provincia di Treviso. La prima è purtroppo relativa al decesso di Daniela Biscaro, l'anziana di 72 anni che lo scorso 29 di dicembre era stata investita mentre attraversava la Postumia sulle strisce pedonali in centro a San Biagio di Callalta. Si stava recando al funerale di un'amica ed è stata investita da un'auto che da Ponte di Piave viaggiava in direzione Treviso. L'impatto era stato violentissimo, l'anziana era stata sbalzata per una decina di metri sull'asfalto, trasportata all'ospedale in gravi condizioni dopo un intervento chirurgico e 2 settimane di agonia purtroppo non ce l'ha fatta e si è spenta. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore, ma c'è anche un'altra notizia che ci arriva da Vittorio Veneto, dove in A27 questa mattina all'alba si è verificato un grave incidente in autostrada. Appunto un ragazzo di 20 anni di origini romene ma residente ad Agordo nel Bellunese è uscito di strada con la sua Jeep schiantandosi fuori dalla carreggiata dopo aver sfondato il guardrail. Il giovane è stato soccorso da alcuni automobilisti di passaggio e poi dai sanitari del 118 che lo hanno accompagnato con l'elicottero all'ospedale di Treviso, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, pare che il giovane fosse inseguito dalla polizia stradale di Belluno dopo essere entrato in autostrada al casello appunto di Belluno, e molto probabilmente proprio l'alta velocità sarebbe stata la causa della fuoriuscita. Ma ora vedo che si è collegato, andiamo quindi subito a Crespano del Grappa, dove c'è il nostro Christian Arboit per parlare di accoglienza dei migranti e dell'ipotesi della quale vi abbiamo riferito nel nostro TG di ieri sera, di creare un maxi hub per l'accoglienza proprio in questa cittadina ai piedi del massiccio del Grappa. Christian, buongiorno. Buongiorno Marta, a te e a tutti i telespettatori, anche da parte di Renato Capoia che sta curando la parte tecnica. Mi trovo in via dell'Orfanotrofio a Crespano del Grappa. Alle mie spalle lo vedete, questo complesso, questo grande complesso, il collegio, l'ex collegio delle suore di Santa Maria Bambina del Belvedere, una struttura molto nota a tutti i residenti della zona e non solo, una struttura però che nel tempo è stata abbandonata e quindi in parte inagibile. Una delle ipotesi sul tavolo, un'ipotesi che fa particolarmente rumore, è l'impiego di questa struttura come hub per i migranti al pari della caserma Serena di Casier. Parliamo di una struttura, questa appunto dell'ex collegio, di 10.000 metri quadrati. C'è stato un sopralluogo da parte della prefettura e dei contatti con la congregazione delle suore. Un'ipotesi, dicevamo, ma un'ipotesi che fa discutere. Qui con me la sindaca di Pieve del Grappa, presidente anche della conferenza dei sindaci del distretto di Asolo, Annalisa Rampino. Buongiorno sindaco. Senta, lei sapeva di questa intenzione? No, allora diciamo che rispetto all'intenzione non c'è nulla di deciso. Sicuramente come ogni anno, quando c'è la pressione del numero dei migranti che continua ad aumentare, vengono sempre interessate gli immobili che sono appunto sfitti. Chiaramente le suore, essendo anche appunto proprietarie dell'immobile, ogni anno mettono a disposizione la disponibilità, però di volta in volta sono stati fatti vari sopralluoghi, ma ogni volta
si è abbandonata questa ipotesi per 1000 ragioni, perché al di là del fatto che è un bene con un vincolo monumentale, quindi tutti i lavori che inevitabilmente devono essere fatti, perché è una struttura ormai chiusa da diverso tempo, devono comunque avere il parere della soprintendenza, anche solo la sistemazione degli impianti, quindi non la vedo una cosa immediata, non la vedo una cosa semplice. E quello che però preoccupa di più, ieri sera con questo annuncio mi hanno già contattato i cittadini, quello che preoccupa di più è che siamo un paesino piccolo che non ha i trasporti nemmeno per i cittadini, diventerebbe sicuramente una situazione che comporta una serie di difficoltà, non solo di integrazione, perché siamo, ripeto, un paese piccolo, ma soprattutto perché i servizi qui non ci sono, siamo al confine dell'impero. Quindi lei dice è un'ipotesi sul tavolo, come è già successo altre volte, ma insomma non ci sono i margini, perlomeno lei dice noi non siamo disponibili. Io la vedo difficile, nel senso che poi, ripeto, la prefettura non mi ha confermato anche stamattina che non c'è nulla di confermato, nulla di deciso, sono interlocuzioni che stanno facendo penso un po' con tutta la provincia, con tutto il territorio. Immagino che, come chiedono ai sindaci, stiano chiedendo ai tanti privati che hanno queste disponibilità di poter aprire le porte. Chiaro che questa è una struttura per le dimensioni, ma soprattutto per il vincolo monumentale, che vedo difficile realizzarsi. Ecco, ma nell'ipotesi in cui le suore dicano di sì, la prefettura trovi un modo, c'è una parte dell'immobile, quella del teatro, che è agibile, se appunto prefettura e congregazione delle suore trovassero un accordo a quel punto? Beh, diciamo che il teatro è agibile e ha tutti i permessi proprio perché le nostre associazioni lo utilizzano e si sono fatte carico proprio dell'adeguamento di CPI, di tutto quello che serviva appunto per accogliere il pubblico. Quindi il teatro ha una sua struttura che però comunque nel tempo alle associazioni le suore l'hanno dato in uso. Sicuramente per questi spazi, nel caso in cui venisse coinvolta l'amministrazione, ci sono altri obiettivi da raggiungere e altre destinazioni. Per dirla in altri termini, ci sono altri immobili che potrebbero essere messi a disposizione sul territorio di Pieve del Grappa, che è un territorio anche molto esteso. Altri immobili, ci sono altri immobili abbandonati, ma anche quelli sono già via via stati analizzati e scartati. Chiaramente le case dei singoli cittadini ne abbiamo, di case sfitte, però lì è chiaro che dipende dai singoli cittadini. Quindi le riformulo la domanda, non voglio tirarla ovviamente per la giacchetta, ma nel caso in cui suore e prefettura trovassero un accordo, il comune direbbe di no, e che margini avrebbe per dire di no? Beh, non lo so se ci siano margini per poter dire di no. Ripeto, sicuramente il comune cercherà di dare una destinazione diversa a questo immobile e farà di tutto per poterlo fare, insomma, perché, ripeto, è una struttura in centro alla nostra comunità, una struttura molto grande, che ha anche un parco molto vasto, quindi diventerebbe davvero difficile la logistica, ma ripeto, ritengo che non è stato portato avanti l'istituto alberghiero che qui trovava sede proprio perché non era adeguato e non rispettava gli standard di sicurezza per fare scuola. Non oso immaginare come si fanno a trovare questi standard per persone che ci debbano vivere. Questo lo ha già fatto presente, immagino, la prefettura già altre volte. Beh sì, quando il prefetto è venuto in visita un mese fa ne avevamo parlato e appunto gli avevo fatto presente che l'alberghiero se n'era andato proprio perché non c'erano gli standard di sicurezza, e parliamo di una piccola parte dell'immobile, perché poi credo che la parte che interessi di più siano gli alloggi che a suo tempo ospitavano le allieve e le suore, però sono alloggi veramente che sono abbandonati da decenni. Sindaco, grazie, davvero abbiamo fatto chiarezza su questo punto, l'ipotesi è sul tavolo, ma avete sentito cosa pensa la sindaca che si fa portavoce, immagino, di buona parte del sentore appunto della comunità. Con Renato Capoia da Via dell'Orfanotrofio, Marta, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit e a Renato Capoia per questo collegamento. Continuiamo a parlare di accoglienza perché proprio di queste ore l'annuncio da parte della diocesi di Treviso della creazione di nuovi 12 posti letto per i senza fissa dimora nell'attuale seminario vescovile di San Nicolò, all'interno del quale verranno ospitati anche quei senza tetto, quelle persone appunto senza fissa dimora che attualmente sono state accolte nella chiesa di Santa Maria del Sile con tra l'altro le polemiche che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Sentiamo. Questo è il mettere come Chiesa
a disposizione uno spazio e delle risorse per essere vicini a chi è in situazioni di fragilità. 12 posti per persone senza fissa dimora negli spazi del seminario vescovile a San Nicolò. È la risposta della diocesi di Treviso all'emergenza delle ultime settimane. Dopo lo sgombero del Parco Appiani e la difficoltà nel reperire posti letto, che ha portato anche a soluzioni discusse come quella della chiesa di Santa Maria del Sile, arriva questa nuova possibilità d'accoglienza. Dalla prossima settimana le persone attualmente ospitate nella chiesa verranno sistemate al seminario in un locale separato con servizi ed ingresso indipendente. Entrata indipendente, non soltanto, anche una struttura a sé rispetto al resto del seminario. Va tutelata sia la presenza di minori nelle attività del seminario, come ben si sa, e sia dall'altra parte anche la riservatezza per coloro che accedono a questo servizio. L'accoglienza, coordinata dalla Caritas, sarà gestita dalla cooperativa LAS ed avrà la durata di qualche mese, con l'auspicio che nel frattempo vengano individuate soluzioni strutturali. Noi vogliamo dare risposta a un momento difficile in cui si è trovata la città, ben sapendo che i provvedimenti dal punto di vista strutturale sono in capo alle strutture governative e alle amministrazioni locali. A quella storica della Casa della Carità di Via Venier si aggiunge dunque questa accoglienza temporanea per dare una prima risposta in un momento di difficoltà. Sappiamo poi che i bisogni di chi dorme per strada sono ben altri e ben più grandi di avere solo un tetto sulla testa, ma già avere un tetto sulla testa e dormire al caldo quando fuori è freddo è, vogliamo dire così, il minimo sindacale. Apriamo ora la pagina della cronaca, tra pochi istanti ci collegheremo con la redazione di Padova per il tentato omicidio che si è verificato ieri, mentre in provincia di Treviso continuano le razzie nelle abitazioni. Vediamo che cosa è successo l'altra notte a Carbonera. Quando che ho visto dentro in casa a pila, c'ho mia mamma, mia sa, e ho detto, Marco, che fosse benevodo, Marco, dico, cosa ha fatto qua a quest'ora, al buio? E questo qua mi punta la pila così, ero coperto a porta di qua, e ho capito che non c'era Marco. Non mi ho messo il sigaro, ho detto, cosa ha fatto qua? Faccia a faccia con i ladri questa notte, li ha visti e li ha messi in fuga. Giovanna Vendrame, 84 anni da fare e grinta da vendere. Una volta scoperti li ha visti scappare saltando svelti come i gatti. Impossibile riconoscerli, erano in due. Su per il bancale là dei legni, là a fianco, andati su. Io ho fatto un crepeto così, a triangolo, vicino alla serratura. La famiglia Scapinello di ladri la stessa notte invece ne ha visti 3, entrati poco dopo usando le chiavi attaccate alla porta a disposizione del figlio. Anche in questo caso sono stati scoperti, ma i ladri hanno bloccato la porta che divide il primo dal secondo piano per poi scappare via con un paio di scarpe come refurtiva. La rabbia tra i parenti che dividono il grande casolare è tanta. Mi vorrei investire queste robe qua. Come i paesi arabi. Peggio è andata alla vicina in vicolo Arturo Martini. Mio marito era in cucina con il fratello. Non avete sentito niente? Nulla. I ladri hanno appoggiato la scala sul muro. In mansarda stava studiando uno dei ragazzi. Sono entrati in un'unica stanza, ma è bastato per portare via tutti gli ori e i gioielli presenti. Lei cosa ha detto ai bimbi? Si sono accorti perché eravamo lì in casa, quindi se ne sono accorti e abbiamo detto di stare tranquilli, insomma, che comunque non è solo successo nulla a noi né a loro, e quello era l'importante. Tra i vicini un misto di rabbia e rassegnazione. Diverse case sono state visitate dai ladri arrivati dai campi. 3 anni fa era la notte di Natale. Forse a volte a notte se mi sveglio, che penso, ma se no, pazienza. Ci stiamo tristemente abituando che dei ladri possano visitare le nostre case. No, bisognerebbe poter difendersi senza essere condannati altri, però. Cosa le direi? Chi vai a lavorare invece che andare a rubare e spaventare le persone in casa. Andiamo ora a Padova per tornare a parlare del tentato omicidio di un giovane accoltellato da una ragazzina di appena 17 anni che è stata arrestata. Vedo in collegamento la nostra Chiara Gaiani. A te Chiara, buongiorno.
Marta, buongiorno ai telespettatori. Si trova nel carcere minorile di Treviso la 17enne che al termine di un lungo interrogatorio ieri pomeriggio è stata arrestata dai carabinieri per tentato omicidio. Con il collega Federico Cibotto ci troviamo in via Falloppio, proprio di fronte al condominio dove è avvenuto l'accoltellamento. Erano le 4 di ieri mattina quando la giovane, al termine di una lite con un 26enne con cui aveva da poco una relazione, ha preso un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri e ha colpito il giovane nella parte anteriore del torace. Le altre 2 persone che erano con lui, un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 18 anni, lo hanno immediatamente tamponato. Uno dei 2 purtroppo è un nome abbastanza famoso, si tratta di Giuliano Freda, l'appartamento è di sua proprietà. Giuliano Freda, figlio di Franco Freda, estremista di estrema destra, condannato in primo grado per la strage di Piazza Fontana Padovano. Era proprio appunto di Giuliano Freda, è di Giuliano Freda questo appartamento, che nel frattempo è stato ovviamente sottoposto a sequestro dai carabinieri. Allora vi aggiorniamo sulle condizioni del giovane ferito. Ieri mattina è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, gravissime le sue condizioni, ma c'è sempre stato ottimismo da parte dei medici e infatti anche la nottata è trascorsa tranquilla e secondo i sanitari il 26enne in questo momento è fuori pericolo di vita, pur restando ovviamente ricoverato in rianimazione. Una giornata di interrogatori per i carabinieri. 2 giovani, capito cosa era accaduto, hanno chiamato subito il 118 o il 112, infatti i carabinieri arrivati nell'appartamento hanno aiutato i 2 giovani a tamponare il sangue che usciva dalla ferita del 26enne. Il 21enne e la 18enne sono stati ascoltati a lungo come persone informate sui fatti. La 17enne di fatto ha ammesso da subito le sue responsabilità. Già nota alle forze dell'ordine, questa ragazza appartiene anche ad una banda di babybulle e adesso appunto in carcere è in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Perché appunto ancora ci sono vari punti di domanda. Certo, avevano trascorso una serata in vari locali della città. Certo che all'interno dell'appartamento ci fossero dei problemi, si vivesse forse una vita disordinata, ci è stato anche raccontato e allora ovviamente noi continueremo a seguire questa vicenda, ma nel frattempo vi propongo l'intervista raccolta dalla collega Valentina Visentini, l'intervista ad un vicino di casa per chiarire poi un po' il quadro della situazione, poi la linea può tornare a voi. Lo conoscevi? Poco. No, l'ho travisto qualche volta sulle scale, ma non ci ho mai avuto a che fare in realtà. Sono tranquille? No, abbiamo già avuto problemi in passato, ci hanno fatto danni con le biciclette, hanno sfondato la porta, ci hanno lanciato anche un sacco di cose che insomma avevamo già denunciato ai tempi. Sì, comunque... Ma c'è un casino di notte, feste tipo allora? Sì. E tu stanotte però non hai sentito niente? Stanotte nello specifico no, però sì, la polizia ci ha un po' svegliati, quindi Grazie. sì. Ecco, grazie allora ai colleghi della redazione di Padova. Noi ora torniamo a parlare della frana caduta ieri sulla Valsugana. Strada e linea ferroviaria sono chiuse con pesanti disagi alla circolazione. Da Romano Dezzelino si è collegata la nostra Vanessa Banzato. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te e tutte le persone che ci stanno seguendo. In effetti pesanti disagi alla circolazione dopo che l'SS 47 Valsugana è stata chiusa assieme alla linea ferroviaria nella tratta Bassano-Trento a causa della caduta di questo grossissimo macigno. Si parla di oltre 200 metri cubi di pietra che si sono abbattuti proprio sul binario, sulla strada comunale e sulla statale Valsugana. Tra l'altro un dato che è emerso a seguito proprio dei vari controlli che sono stati fatti dai tecnici, si parla addirittura di un abbassamento di 5 centimetri del viadotto, quindi pensiamo soltanto alla preoccupazione che c'è, visto che si tratta di una delle più trafficate arterie stradali, un nodo nevralgico della viabilità della nostra zona. E assieme a me il sindaco di Romano Dezzelino, Simone Bontorin, perché proprio qui a Romano c'è uno degli snodi della
SS47 Valsugana, che al momento è chiusa, e di conseguenza sono forti disagi soprattutto per quanto concerne i mezzi pesanti che vediamo transitare e che a un certo punto non sanno più dove andare, Sindaco. In effetti il tema è proprio quello che l'uscita di Romano porta anche a tutta quella che è la pedemontana, la strada pedemontana, quindi le provinciali che si collegano alla Feltrina e che di conseguenza poi riportano sul tracciato che va verso Primolano e Trento. Ieri sera ci sono stati dei forti disagi quando la strada è stata chiusa con diversi step, e di conseguenza ci siamo dovuti arrangiare con la polizia locale, coordinandoci con l'Unione Montana Bassanese e con la protezione civile per dare una mano a questi poveri camionisti che si sono trovati con quello che indicava il GPS, ad esempio con la Cadorna, che è la strada che poi porta a Cimagrappa, come strada più breve per arrivare a Feltre, quindi è una strada che non è percorribile per i tir e per i mezzi pesanti che abbiano diversi dei 3 assi, per cui c'è questa difficoltà. E oggi abbiamo la collaborazione e il supporto della polizia locale di Romano, dell'ANAS, degli operatori ANAS, e anche domani sarà così. Lunedì mattina in effetti sarà il primo importante test, perché noi qui abbiamo tutto il traffico che già è di per sé molto importante, e a questo si sommerà tutto il traffico pesante che prima utilizzava la Valsugana. Ecco, ancora una volta viene sottolineata la fragilità del territorio, ma anche la non sufficienza delle strade che attraversano questo territorio. Tra l'altro pensiamo alla numerosa presenza di fabbriche, di aziende che c'è qua. Si è risolto un problema con la pedemontana e adesso abbiamo questa priorità che secondo me è assoluta, ma deve esserlo per la regione, deve essere veramente per il territorio. E la Valsugana è la strada di collegamento con il Trentino da sempre per noi, e avere questa difficoltà, ad esempio abbiamo l'assenza di un protocollo di chiusura nel momento in cui ci fossero incidenti o fatti calamitosi come questo. Oggi, domani, questi giorni sono i giorni dell'emergenza, ma subito bisogna mettersi al lavoro con un tavolo tecnico tra tutti gli enti coinvolti, coinvolgendo i territori, quindi i sindaci, coinvolgendo tutte le forze di polizia locale che hanno la contezza di quello che succede, per creare questa, almeno protocollo per le emergenze, ma subito dopo per lavorare su quella che è il ridare priorità a un ammodernamento di questa strada. Ci siamo incontrati più volte anche con la vicepresidente regionale per parlare del futuro di questa arteria. Penso che sia quanto meno urgente adesso riprendere e accelerare quell'iter. Sì, non si può più perdere tempo, dice. No, non si può più perdere tempo, non si può più decidere se è prioritaria questa o il prolungamento della 31. Questa esiste, è una strada che è già trafficata da tutti quelle che sono le aziende del territorio. Penso e spero che le associazioni di categoria si mettano al fianco o davanti a questo che è il tavolo in cui bisognerà lavorare per ridare le priorità, ricercare le risorse e far sì che questo importante investimento venga messo come primo della lista. Un'ultima battuta, vogliamo ricordare che la strada resta chiusa per i mezzi pesanti. Allora, quello che vedete, lo snodo di Romano, è dove si fa la selezione, quindi il traffico pesante esce dalla Valsugana qui, a meno che non ci siano aziende che si trovano nel tratto Romano-Valstagna. Per tutto quello che riguarda invece il traffico leggero, la strada è ancora aperta, con evidentemente dei rallentamenti. Si arriva al ponte di Campolongo, poi si viene reindirizzati in quella che è la vecchia Campesana per rientrare in Valsugana dopo la caduta del Masso sulla strada di Coste di Valstagna. Quindi off limits, completamente vietato l'accesso a mezzi pesanti, mentre le auto, abbiamo sentito, possono arrivare fino a Campolongo, fare questa deviazione interna lungo la strada provinciale, poi rimettersi sulla SS47 Valsugana. Per il momento è tutto, io ricevo la linea allo studio. Grazie a Vanessa Banzato e al sindaco per questo collegamento. Noi ora torniamo nella Marca per parlare del raid di furti e di vandalismi che c'è stato l'altra notte a Sant'Antonino, prese di mira 15 vetture. Ieri pomeriggio il sindaco Mario Conte ha incontrato i residenti. Una in piazzetta del Mozzato e una all'inizio di Sant'Antonino. Perché mi dispiace? Perché in realtà erano già previste.
Il sindaco Mario Conte, come promesso, a distanza di pochi giorni dal raid di furti che ha interessato 15 automobili parcheggiate lungo via Colonna, arriva in quartiere con i progetti di 3 telecamere già passati per il comitato Ordine e Sicurezza Pubblico e pronte per essere installate. Spesa totale 20.000 euro. Progetto già in essere dunque ancora prima che la cronaca portasse l'attenzione su quell'area. Eccole nella mappa. Saranno installate in via Morosini, in strada del Mozzato e in questo punto di via Sant'Antonino. Sono venuto a rassicurare personalmente i cittadini, a ringraziarli anche perché ovviamente presi dal dispiacere dell'episodio, comunque sono stati costruttivi e disponibili al dialogo con l'amministrazione. Sull'episodio isolato le forze dell'ordine stanno restringendo il cerchio, intanto i sospetti portano ad un'unica persona. Poteva capitare qui come in altre zone della città, quindi non è un problema di sicurezza sicuramente né in questa né in altre zone, però purtroppo succedono e dobbiamo cercare di fare tutte le indagini possibili e mettere nelle condizioni le forze di polizia di avere nuovi occhi elettronici per poter colpire i colpevoli. Soddisfatti i residenti che hanno rilanciato oggi al primo cittadino anche i problemi legati allo spaccio in quartiere Mozzato. Ci sono tantissimi negozi chiusi, anche se vengono aperti ci sarebbe più giro di gente che sulle strade. Porta benessere. Difendono invece la multiculturalità degli esercizi del quartiere, sottolineando con forza come non abbia mai rappresentato un problema. Non ci sono mai state segnalazioni in merito a questo, piuttosto va bene le questioni qualche volta dello spaccio, del fatto che il contadino non sempre raccoglie o pulisce, o c'è chi lascia magari dei rifiuti in giro, qualche persona che altri generi di disturbi eventualmente, ma non inerenti alla presenza di negozi appunto gestiti da stranieri, assolutamente no. Ha patteggiato 2 anni di reclusione, pena sospesa, e non dovrà fare nemmeno un giorno di carcere Diego Feltrini, il papà del piccolo Niccolò, morto il 28 luglio del 2022 per intossicazione da hashish. Feltrin, 44 anni, era accusato di omicidio colposo, detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e morte come conseguenza del secondo reato per la droga trovata in casa e nel corpo del bambino. Le motivazioni della sentenza saranno rese note nei prossimi giorni. La soluzione del patteggiamento proposta dalla Procura è stata accertata dal difensore dell'uomo. In aula non c'era Feltrin, che con la moglie dal 2022 ha trasferito la residenza fuori regione. Non aveva accettato la fine della storia e continuava a molestare la ex fidanzata che lo aveva denunciato. All'ennesimo tentativo i carabinieri hanno arrestato un 46enne per atti persecutori. La vicenda arriva dal Padovano. La storia era finita da più di un anno, ma un 46enne di Treviso non lo aveva mai accettato, tanto che continuava a presentarsi sotto casa della ex. Per questo a ottobre la donna, una 49enne padovana, lo aveva denunciato e per il 46enne era scattato l'ammonimento del questore. A nulla erano valsi provvedimenti. Pochi giorni fa, con la scusa di consegnarle il regalo di Natale, l'uomo si era presentato davanti all'agenzia viaggi dove lavora la donna. Dopo una prima discussione con lei, il 46enne era rimasto fuori ad aspettarla. A quel punto l'ex fidanzata ha chiamato il 112. Una volta arrivati i carabinieri lo hanno individuato e arrestato con l'accusa di atti persecutori. Un incendio nella notte ha imprigionato in casa una pensionata e il suo cane. L'intervento dei pompieri ha scongiurato la tragedia accaduta nel Vicentino. Tanta paura la notte scorsa per un'anziana signora imprigionata nel suo appartamento invaso dal fumo per un principio di incendio. La donna, con mobilità ridotta, verso mezzanotte ha chiesto aiuto ai vicini urlando da una finestra bloccata dalle inferriate del suo appartamento al piano terra in via Monsignor Onisto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno salvato l'anziana e il suo barboncino forzando le sbarre. La donna è stata poi portata in ospedale per ulteriori accertamenti. Al vaglio dei tecnici le cause del rogo che ha bruciato la cappa di aspirazione e il piano cottura. Ha morso una mano al poliziotto che lo stava controllando. Lo spacciatore tunisino arrestato dalla squadra mobile di Padova. Guarirà in 5 giorni la mano dell'agente morso durante un controllo da un tunisino di 25 anni che è stato arrestato. Dopo diverse segnalazioni di residenti, la polizia si trovava nel quartiere Forcellini di Padova quando ha sorpreso il giovane che aveva appena venduto 6 dosi di cocaina a un italiano.
Nel tentativo di fuggire, il tunisino, incensurato ma irregolare in Italia, ha reagito a morsi, riuscendo a colpire uno degli agenti presenti. Da qui l'arresto. Condannato a 10 mesi di reclusione, il tunisino è stato espulso e accompagnato al centro per il rimpatrio di Caltanissetta. Nel corso dei servizi la polizia ha arrestato a Villanova di Campo San Piero uno spacciatore tunisino di 24 anni, sorpreso 2 minorenni ingaggiati dai pusher come Galoppini, un tunisino di 15 anni e un egiziano di 17, entrambi affidati a comunità per minori. Viaggiava con una pistola priva di tappo rosso e infine il 25enne di Saccolongo denunciato dalla polizia. Ancora un altro incidente, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Padova il ciclista 55enne investito da un camion a Monselice nel pomeriggio di ieri. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 16 all'incrocio con via Muraglie a Monselice. Un uomo di 65 anni stava percorrendo la strada in bici quando è stato investito da un camion, rimanendo incastrato sotto la motrice. Immediati i soccorsi. Il ciclista è stato estratto grazie all'intervento dei vigili del fuoco e subito trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Padova, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Gli agenti della polizia locale di Monselice sono al lavoro per stabilire le cause dell'incidente. È stata rinviata l'udienza che vede a processo 12 persone accusate di aver fatto il saluto romano a Schio durante una commemorazione funebre. Il rinvio è stato deciso in attesa della sentenza delle sezioni unite. È stata aggiornata al 6 settembre prossimo l'udienza che ha visto imputati 12 persone accusate di aver fatto il saluto romano e il grido presente il 10 luglio del 2022 a Schio durante la commemorazione dell'eccidio del 1945. Una cerimonia che si svolge annualmente in ricordo dei 47 detenuti che furono fucilati dai partigiani perché accusati di far parte del partito fascista e di legami con la Repubblica di Salò. Secondo la procura si era trattato di manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, come avvenuto a Roma nei giorni scorsi. La PM Serena Chimici aveva contestato la violazione dell'articolo 5 della legge Scelba. Gli avvocati della difesa in contrasto su questa impostazione puntavano alla soluzione per insussistenza del reato. L'udienza è stata rinviata in attesa della sentenza delle sezioni unite. In tribunale a Vicenza questa mattina anche un gruppetto di sostenitori degli imputati. Non siamo venuti per la sentenza, siamo venuti a ribadire il nostro, più che diritto, la nostra volontà di fare i saluti romani dove e come e quando vogliamo. Qua fuori dal tribunale, nelle sedi opportune o alle commemorazioni per i morti. Ripeto, non ci interessa la sentenza né di assoluzione né di condanna, siamo fatti così. Utilizza uno spray per allontanare i gatti e si scatena una lite condominiale. È dovuta intervenire la polizia ieri sera a Vicenza. Infastidita dalla presenza di numerosi gatti nelle pertinenze comuni del condominio, aveva spruzzato dello spray, consigliatole da un veterinario e quindi ritenuto non pericoloso, per allontanare i numerosi piccoli felini che da qualche tempo gravitavano nella zona. Di lì è nata una lite con un'altra condomina, intervenuta per impedirle l'uso dello spray, lite cui hanno preso parte altri condomini nel tentativo di separare i contendenti che si accusavano in merito alle responsabilità sulla presenza dei gatti. È quanto hanno ricostruito i poliziotti arrivati ieri sera in un condominio di Vicenza per sedare gli animi e ripristinare la calma, evitando che la situazione degenerasse e informando le parti contendenti sulle rispettive facoltà di legge. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Ci rivediamo tra poco, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a Vicenza per parlare dello scontro politico sulla manifestazione annunciata dai centri sociali per sabato 20 gennaio contro il padiglione israeliano ospitato a Vicenza Oro. Vicenza Oro,
campo di battaglia politica. Dal 19 al 23 gennaio si terrà una delle più importanti fiere al mondo, che diventerà teatro di una protesta che punta ad avere risonanza internazionale. Il primo colpo lo battono gli attivisti del Bocciodromo di Vicenza, che con un post sui social definiscono l'evento in fiera la faccia più becera del capitalismo, che quest'anno assume una valenza politica fondamentale per la presenza di un padiglione israeliano dedicato ai diamanti, settore in cui Israele è tra i leader mondiali. Una presenza per gli attivisti di sinistra inaccettabile, che va attaccata con decisione e radicalità. Per questo i centri sociali del Nord-Est lanciano per sabato 20 gennaio un corteo che dalle 10:30 si muoverà da Via Rossi verso la fiera per bloccare il padiglione, scatenando la reazione politica del centrodestra, con la Lega che chiede al Comune di Vicenza di revocare la concessione dello stabile pubblico in cui il Bocciodromo è ospitato. Di fronte a chi utilizza l'ideologia passatista, in nome della quale imbratta i muri, blocca le strade e ostacola manifestazioni come Vicenza Oro, che è tra le più importanti al mondo, bisognerebbe prendere le distanze in maniera inequivocabile. Il sindaco e l'amministrazione dovrebbero prendere delle misure come la revoca della concessione di quegli spazi per chi utilizza l'ideologia e non porta un valore aggiunto, ma anzi provoca un danno d'immagine alla città e ai nostri imprenditori. Sempre sabato 20 gennaio la comunità palestinese ha indetto una manifestazione nazionale che denuncia e contesta la partecipazione a Vicenza Oro di Israele. In questo caso la partenza sarà alle 2 del pomeriggio nel piazzale della stazione ferroviaria di Vicenza. Insomma, sarà un sabato bollente, con manifestazioni che si muoveranno sul fronte di una fiera che porta indotto e visibilità. Visibilità sì a Vicenza, ma a questo punto anche agli attivisti. E Jacopo Maltauro, capogruppo della Lega, punge la giunta di centrosinistra e il Bocciodromo. E c'è chi in questa maggioranza ha frequentato quegli spazi e è vicino ideologicamente a quel luogo, e magari sono gli stessi che presentano una mozione per reintrodurre la clausola antifascista per la concessione degli spazi pubblici. Ma ditemi, cosa c'è di più fascista di chi considera l'imprenditoria vicentina eccellenza mondiale come becero capitalismo e di chi valuta Israele e la presenza di liberi e leciti imprenditori israeliani come un qualcosa da combattere con radicalità e decisione? Via del Mare, ieri è stata firmata la convenzione con il consorzio, spaccatura tra il fronte dei sindaci tra favorevoli e contrari. In 5 amministrazioni comunali tra Trevigiano e Veneziano hanno presentato ricorso al TAR. Un giorno importante, la firma di Regione Veneto del nostro Presidente per una procedura iniziata molti anni fa e che oggi finalmente va avanti. Soddisfazione da parte della Presidente della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto per la firma da parte del Presidente Zaia della convenzione con il consorzio SIS, che sancisce il primo passo verso la realizzazione della tanto discussa Via del Mare, linea opposta da parte del fronte dei sindaci contrari al tratto stradale a pagamento. Dispiace che la Regione non abbia accolto il nostro invito ad incontrarci prima della firma della Convenzione, perché le esigenze del territorio le avremmo rappresentate pienamente senza trovarci con i giochi già fatti. Con la firma depositata si è infatti sancito l'accordo tra Regione e il SIS, il soggetto committente dell'opera. I sindaci dei 5 comuni contrari, Meolo, Fossalta di Piave, Silea, Monastiere e Roncade, temono però che con la firma di questa convenzione non si possa più tornare indietro. Sono tanti i nodi critici puntualmente anche segnalati ed altri che sono emersi nel corso appunto di questi ultimi anni. È la modalità che si è scelta che non può essere assolutamente condivisa. Non si fermerà dunque il fronte comune dei sindaci che già a inizio dicembre avevano fatto ricorso al TAR per bloccare l'opera, mentre l'assessore De Berti ha annunciato un incontro con i sindaci favorevoli. Noi staremo ovviamente a fianco di Regione Veneto, anche promuovendo un nostro intervento nella procedura che è stata impugnata, perché sosteniamo questa importante opera. A schierarsi dalla parte dei sindaci contrari anche il PD regionale e provinciale. Pagare una strada già esistente per andare al mare, sostengono Zanoni, Zorzi e Favero, non serve a nessuno se non a creare problemi in termini di traffico e sicurezza nelle vie secondarie dei centri abitati dei comuni coinvolti. Annunciato inoltre l'incontro pubblico in programma giovedì 1 febbraio a Roncade per esprimere le ragioni dei comuni del fronte del no.
Ed ora andiamo in centro a Treviso, vedo che si è collegato il nostro Lucio Zanato, siamo in Piazza Vittoria dove questa mattina le opposizioni e diverse associazioni hanno illustrato le ragioni del no al parcheggio interrato appunto in Piazza Vittoria. Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, siamo in diretta qui da Piazza Vittoria, sono con Giorgio De Nardi che rappresenta la lista civica, poi lui è stato diciamo così il competitor di Mario Conte durante le ultime elezioni per il sindaco di Treviso. Voi siete qui oggi ma abbiamo già una notizia, cioè l'intenzione è quella di promuovere un'azione di ricorso al TAR perché i tempi sono molto stretti. Sì, buongiorno a tutti, noi siamo qui con tutta la coalizione presente perché come da programma elettorale noi siamo fortemente contrari alla realizzazione di questo parcheggio in pieno centro e avendo visto un'accelerazione nel progetto di realizzazione di questo parcheggio che si pensa possa partire in primavera, abbiamo pensato di rappresentare un'opinione pubblica che è fortemente contraria a questa realizzazione e abbiamo attivato una raccolta firme, una petizione contro il parcheggio che ha già raccolto 2300 firme autografate. Quindi siamo convinti che i trevigiani non lo vogliano e già appunto diversi professionisti residenti della zona hanno manifestato l'intenzione di usare tutte le vie possibili per impedire la realizzazione di questo parcheggio. In particolare la via più significativa è quella di fare un ricorso al TAR che appunto chi abita qui, chi è direttamente interessato a questo parcheggio può attivare velocemente e anche in tempi molto rapidi può impedire l'avvio dei lavori. Ecco perché qui si parla veramente di poco tempo, infatti l'assessore De Chicchi dice noi potremmo cominciare a smontare il monumento già in primavera, però voi siete venuti qui non solo per contestare ma anche per proporre. Qual è la vostra proposta alternativa? Perché qui c'è un accordo con Parcheggi Italia e questo accordo pare che sia molto oneroso per il comune di Treviso. Sì, certamente. Allora intanto vorrei specificare che sono stati bloccati i lavori anche in via Carlo Alberto per la realizzazione di parcheggi sotterranei perché Treviso non si presta a questo tipo di realizzazioni. Treviso offre tante altre opportunità, in particolare va ripensato l'idea di arrivare con l'auto in pieno centro storico per parcheggiare in pieno centro storico. È giusto che ci siano dei parcheggi a servizio dei residenti, ma il resto del traffico deve essere gestito prima dell'arrivo in centro perché altrimenti la pedonalizzazione del centro non si farà mai. Quindi c'è un progetto strategico che deve ripensare la città come una città verde, perché oggi non ci sono parchi dentro le mura, non ce n'è neanche uno, e bisogna sviluppare i parcheggi che già ci sono e realizzare, potenziare appunto dei parcheggi più capienti laddove già sono presenti e ci sono diverse situazioni che possono essere sfruttate velocemente senza cantierizzare in pieno centro storico dei lavori monster da 4-5 anni probabilmente di cantiere che mettono in croce, in crisi tutta la città. Ecco però torniamo a Parcheggi Italia perché qui si dice se non viene fatto il Parco Vittoria il comune deve pagare una penale chilometrica. Certo. Voi pensate a una mediazione? Allora il privato ha ovviamente firmato un contratto con le amministrazioni precedenti che è stato già rivisto e ridiscusso, rinegoziato, per cui il privato ha l'esigenza di realizzare dei parcheggi da cui ha un ritorno dell'investimento iniziale in termini di pagamento del parcheggio fondamentalmente. Quindi va rivisto e rinegoziato la realizzazione di altri parcheggi, come era già stato avviato nel passato, che siano più conciliabili con una strategia diversa sulla città e che non porti a un impatto così gravoso sulla città che tra l'altro genera un parcheggio orario, un costo orario che si prevede sia attorno ai 3 euro l'ora. Quindi io credo che neanche a Venezia si paghino queste cifre. Quindi mi sembra veramente esagerato, si rischia anche di avere un poco utilizzo del parcheggio perché costa talmente tanto che nessuno lo usa. Va bene, mi pare che noi abbiamo raccontato tutto, il resto ve lo raccontiamo nel corso del telegiornale di questa sera. A te la linea.
Grazie a Lucio Zanato per questo collegamento, una questione particolarmente scottante dunque per la politica cittadina di Treviso, questa del progetto di realizzare un parcheggio interrato appunto sotto Piazza Vittoria. E continuiamo con la politica per parlare di autonomia, perché martedì è previsto l'inizio della discussione al Senato del DDL Calderoli. Il Partito Democratico del Veneto annuncia la sua contrarietà. Sentiamo. Martedì in Senato il PD voterà contro il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata. È un testo che genera confusione normativa e privo delle necessarie risorse finanziarie. Queste le motivazioni dei Dem veneti. Il nostro sarà un voto contrario non perché non siamo per l'autonomia, ma perché pensiamo che questa autonomia che rischia di prodursi con questo testo non sia l'autonomia giusta, cooperativa, federativa, a favore dei territori, magari concentrata su alcune materie che noi pensavamo si dovesse realizzare. Il PD Veneto definisce questa autonomia come un'arma della Lega da brandire in vista delle europee, ma di fatto un testo lontano dall'originale, da quelle 23 materie sempre chieste da Luca Zaia. Le 23 materie non possono essere applicate tutte subito, come si è detto, perché è stato approvato un emendamento che prevede che lo Stato possa riservarsi di non negoziare su alcune materie, come noi avevamo proposto, addirittura proponendolo che questo venisse in Costituzione. Non è possibile che l'istruzione, cioè la scuola, diventi una materia regionale, o l'energia o le grandi reti di comunicazione. I dubbi poi riguardano i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. La nuova norma ha introdotto un aspetto importante, che è quello del cosiddetto monitoraggio, cioè ti do i soldi per gestire la competenza e li individuo il primo anno, ovviamente. Negli anni successivi, ogni anno, si fa la verifica se c'è la corrispondenza dentro un quadro come dire, più generale. Questa cosa smonta tutta la retorica del residuo fiscale, dei 9 decimi. Oltre all'autonomia, il PD Veneto dice no anche al terzo mandato per i presidenti della regione. Non ne facciamo una questione di nomi o di appartenenza politica, ma ne facciamo una questione di funzionamento della democrazia e di regole che ci devono essere. Aver esercitato per 10 anni un potere esecutivo, ti chiami Zaia o ti chiami Bonaccini, nel caso di Zaia sarebbero già peraltro 15 anni, non 10, nel caso di Bonaccini non potrei che essere favorevole a far continuare un bel suo lavoro, però non c'è dubbio che la democrazia prevede che i poteri non possono essere concentrati, perché la legge prevede attuale che i poteri non possono essere concentrati per troppo tempo in una sola persona. A Venezia ora turismo di massa e povertà, si accende il dibattito dopo un'indagine che è stata portata avanti dalla Fondazione Pellicani. Ci colleghiamo quindi in diretta con l'M9 a Mestre, dove c'è Anna Maria Parisi con Nicola Pellicani, segretario dell'omonima fondazione. A te Anna, buongiorno. Buongiorno anche a te Marta e ai nostri telespettatori e telespettatrici. Ecco, sono appunto come hai detto bene con Nicola Pellicani, segretario della Fondazione Pellicani, che ha lanciato questo seminario che è ancora in corso qui al Museo M9 di Mestre, con il titolo, il tema Ripensare Venezia. Oltre 1000 persone hanno risposto a questo sondaggio online, partendo da che cosa, Nicola? Intanto buongiorno anche a lei. Buongiorno. Partendo dal fatto che Venezia è sempre più spopolata di gente, in quanto i ragazzi, i giovani migrano fuori città e anche fuori dal Veneto per cercare un lavoro, in quanto il lavoro che è presente qui è quello legato alla stagionalità del turismo, con contratti e con stipendi appunto stagionali e stipendi molto bassi, con la maggior parte delle persone invece legate a questo tipo di contratto che sono per lo più di nazionalità straniera,
straniera. Non a caso, infatti, ben il 40%, Marta, dei residenti tra Mestre, Venezia e Marghera, insomma nella provincia di Venezia, è di nazionalità straniera. Sì, con Ripensare Venezia la Fondazione ha inteso lanciare un progetto che ha l'obiettivo di immaginare la città del futuro, dei prossimi decenni, ma per farlo il primo step non può che essere quello di cercare di fotografare la città che viviamo, che abitiamo quotidianamente, e questo è lo step a cui stiamo lavorando. Un progetto che per la prima volta, questo deve essere appunto l'elemento innovativo dell'iniziativa, è che valorizziamo al massimo l'elemento della partecipazione, ovvero questa fotografia della città la scattiamo assieme ai cittadini. Ecco, la parola chiave di questo progetto è insieme. Insieme ai cittadini stiamo scattando questa fotografia. Tu citavi prima dei dati che sono emersi da contributi della Fondazione a questo progetto che costruiamo con tutte le persone che hanno partecipato anche al laboratorio di oggi, la prima sessione, più di 15 interventi, e le persone più varie. Era questo proprio l'intento, profili diversi, dal professore universitario al rappresentante dell'associazione, all'insegnante, al commerciante di Venezia. Ecco, sì, insomma tantissime persone hanno preso parte a questa iniziativa, anche tantissime associazioni sportive. Diceva Nicola, ma quali le idee che l'hanno maggiormente colpita? Ma mi ha colpito come siano stati da un lato confermati anche tutti quegli elementi che sono emersi dal sondaggio che citavi prima, un sondaggio che abbiamo lanciato sui nostri siti, sul nostro sito e sui nostri profili social, al quale hanno risposto più di 1000 persone, in cui emerge come il problema della casa, il problema del lavoro, appunto il lavoro dequalificato che citavi prima, legato in particolare alla monocultura turistica che richiama milioni di persone, ma promuove lavori molto dequalificati e che producono redditi molto bassi. Vedi quel focus che abbiamo fatto sui redditi, in cui emerge che Venezia è la città più povera del nord-est. Ti appesteresti il contrario. Ecco, quindi non è scontato di conoscere la città che si vive. Quindi questa fotografia, che continuerà ancora nelle prossime settimane, a fine mese ci sarà un altro laboratorio, quindi altri interventi, altri contributi, poi sarà la base su cui cominciare a costruire delle proposte per la città di domani. È un lavoro che durerà nel tempo, probabilmente un paio d'anni, ma insomma penso che ce ne sia bisogno. La partecipazione di tante persone è il segnale che i cittadini veneziani hanno desiderio di partecipare a questo tipo di iniziative. Ecco Nicola, in chiusura di collegamento un'ultima domanda, se abbiamo tempo, Marta. Il tempo è quello che appunto gioca a favore del contributo d'accesso, invece, visto che dalla settimana prossima, da martedì prossimo, 16 gennaio, si apriranno, per così dire, le prenotazioni per il ticket d'ingresso che sarà obbligatorio a partire dal prossimo 25 aprile per chi vorrà venire a Venezia. Insomma, bisogna prenotarsi, parole povere. Qual è il suo pensiero al riguardo? Sì, sui tornelli il mio pensiero è che mi pare una trovata giornalistica, una trovata cinematografica quasi, ma consapevole che il turismo resterà sempre la nostra principale attività economica, non può essere l'unica, e il turismo va inevitabilmente gestito. Noi dobbiamo gestire i flussi, non promuovere, improvvisare trovate che poi in qualche modo hanno effetto sulla stampa internazionale ma non risolvono il problema dei veneziani. Noi dobbiamo trovare delle regole e non appunto avanzare iniziative come queste che abbiamo già visto che servono a poco. Ecco, quindi abbiamo capito qual è chiaramente il pensiero di Nicola Pellicani in merito all'overbooking di Venezia, laddove ci dovessero essere tante prenotazioni per arrivare a visitare la città, no ai tornelli. E con Nicola Pellicani, segretario della Fondazione Pellicani, il suo laboratorio per ripensare Venezia, da Mestre è tutto, dalle M9 linea a te Marta, allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi, a Nicola Pellicani, alla collaborazione tecnica per questo collegamento di Simone Merlo. Noi ora torniamo a parlare dell'emergenza
carceri nella nostra regione. Ieri c'è stata la visita del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari al carcere veronese di Montorio. Numerosi i temi sul tavolo, dal sovraffollamento degli istituti di pena ai suicidi che recentemente purtroppo si sono verificati. Sentiamo. Parlare oggi di strumenti, di PlayStation e quant'altro, insomma, non ci vede noi adesso in prima linea. Non è questo il tema, non è questo il problema. Rispetto di regole, rispetto di esecuzione. Nessun privilegio per nessun detenuto. Ferma così le polemiche sulla PlayStation usata da Filippo Turetta nel carcere di Montorio, nel Veronese. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari in visita all'istituto penitenziario. Diversi i fronti aperti a partire dal sovraffollamento. Anche a Verona, a fronte di una capienza di 335 posti, le persone detenute sono 545. Il problema del sovraffollamento è un problema perché i dati sono in aumento, ma non si risolve con gli svuotacarceri, perché poi le persone che escono con quei provvedimenti ritornano, per il 70% ritornano tutti nel circuito criminale. E si risolvono con nuovi spazi. Pesante il tema dei suicidi. A Padova, a togliersi la vita a inizio settimana, un giovane di 27 anni originario di Chioggia, Stefano Voltorina. A Verona 3 persone non ce l'hanno fatta e 2 ci hanno provato. Per prevenirli la proposta è quella di introdurre un dispositivo salvavita. Abbiamo dato incarico alla nostra direzione presso il DAP di effettuare uno studio capace di verificare se ci sono degli strumenti, dei dispositivi capaci di salvare la vita, di avvertire prima che quel fatto accada. Se riusciamo a fare questo, insomma, daremo un bel messaggio non solo all'Italia intera ma anche a livello internazionale. La risposta a questa estrema fragilità resta però il lavoro, spiega il sottosegretario. Facciamo un appello alla città, al mondo dell'impresa che può intervenire, che può essere parte di questo ragionamento, può investire qui dentro perché gli spazi ci sono e può quindi contribuire a questo percorso che è capace di dare beneficio anche alla nostra comunità. Il futuro ovviamente passa anche attraverso un mondo dell'esecuzione della pena a cui stiamo pensando noi per la prima volta dopo decenni a cui non ha pensato nessuno se non attraverso solo ed esclusivi svuotacarceri. Ancora politica con la questione del terzo mandato per i presidenti di regione, questione che infiamma il dibattito. Sentiamo. Elezioni regionali e terzo mandato. Tra le fibrillazioni in vista del primo appuntamento con le urne in Sardegna, tra indiscrezioni e smentite, c'è anche l'ipotesi dell'accordo nel centrodestra con la Lega che rinuncerebbe a candidare l'uscente Solinas in cambio appunto del terzo mandato che favorirebbe in primis il Veneto con Luca Zaia. Congettura o ipotesi fondata lo si vedrà. Se la Premier ha rimandato la questione al Parlamento, la Lega ha colto la palla al balzo con la proposta di legge di Alberto Stefani, segretario della Lega, per il terzo mandato dei governatori. Una proposta che in Veneto suscita i malumori degli alleati che non hanno mai fatto mistero di ambire alla poltrona più alta di Palazzo Balbi. Al di là della valutazione nel merito della questione, fa un ragionamento strategico Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia. In Veneto, come in Lombardia, se il centrodestra si presenta unito e candida una figura competente e capace, il centrodestra vince. Cioè il Veneto e la Lombardia e alcune altre regioni non sono contendibili. Il centrosinistra qua non vince. In altre regioni che andranno al voto nel 2025 e governate dal centrosinistra come Puglia, Campania, Emilia-Romagna e Toscana, concedere il terzo mandato secondo Tosi favorirebbe il centrosinistra. In quelle regioni, se io do il terzo mandato, io agevolo la sinistra, perché comunque vuol dire che loro hanno dei governatori uscenti che possono ricandidarsi e, guardando le figure di Emiliano, di Bonaccini e di De Luca, per dire, avrebbero un vantaggio competitivo. E nel dibattito entrano oggi anche ANCI Veneto e UPI Veneto a supporto del terzo mandato per il presidente di regione, estendendo il discorso anche ai sindaci e all'elezione diretta del presidente di provincia. E chi ben amministra è giusto che possa, se ha la voglia, la forza e l'entusiasmo, possa anche andare avanti. Tanto poi saranno sempre i cittadini a scegliere chi sarà il presidente di regione piuttosto che il sindaco.
Sulla questione del terzo mandato per presidenti di regione e sindaci interviene anche la deputata di Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini. Si parla molto di regionali, per il Veneto soprattutto di terzo mandato per il governatore Luca Zaia. Nello scacchiere della politica e soprattutto delle regioni sembrano muoversi dei tasselli che vedono incredibilmente unito il destino della Sardegna con quello del Veneto per i nomi di eventuali governatori. La questione del terzo mandato non è legato, ovviamente una questione legata alle persone, e bisognerà fare delle valutazioni. Noi vediamo che la più antica democrazia al mondo, quella americana per esempio, ha il limite dei 2 mandati. Ci sono delle valide ragioni che supportano un limite ai mandati. Vediamo se l'approfondimento del tema porterà a confermare la validità di questa scelta oppure se ci saranno delle ragioni diverse che invece fanno pensare che ci possa essere anche un ulteriore mandato. Io personalmente ad oggi penso che il limite dei 2 mandati sia una scelta ragionevole, è una cosa su cui si sta riflettendo per esempio anche per la riforma del premierato, anche per il Presidente del Consiglio. Non sono temi da sottovalutare, non sono forma, sono sostanza quando si parla di creare finalmente in Italia una democrazia moderna, adeguata alle sfide enormi che ci troviamo ad affrontare. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Saluto l'ospite che è qui con noi, Franco Conte, presidente dell'Associazione Trevisani nel Mondo. Buongiorno Conte, grazie. Buongiorno e grazie dell'invito. E grazie a lei per essere con noi. Sono diversi i temi dei quali appunto volevo parlare con lei quest'oggi, a partire dalla emigrazione, soprattutto dei giovani trevigiani, perché proprio in questi giorni sono stati diffusi gli ultimi dati e sono dei dati che vedono effettivamente un record di uscite dalla Marca, soprattutto di ragazzi. Sì, soprattutto di giovani, e spiace anche constatare che la provincia di Treviso in questa non molto bella graduatoria è il primo posto nel Veneto. Effettivamente ci sono tanti giovani che partono, non è solo in questi ultimi 2 o 3 anni, nel periodo successivo al Covid. Già prima partivano in molti per recarsi molto spesso in Europa, ma in alcuni casi anche per esempio in Australia oppure negli Stati Uniti, cioè laddove ci sono delle opportunità di lavoro che soddisfano maggiormente i nostri giovani. Ecco, quindi sicuramente sono dei numeri importanti, no? 5.000 si diceva nell'ultimo anno di dati disponibili, che è il 22, no? se non sbaglio. E quindi sicuramente un numero molto, molto elevato. È possibile anche, come dire, tracciare un identikit di questi ragazzi che se ne vanno? Sì, soprattutto anche per apportare un correttivo rispetto a quella che è un'opinione diffusa e che è anche un termine che viene usato, che è quello di cervelli in fuga. Ecco, dai dati emerge che il 25%, poco più del 25% dei giovani che escono hanno un titolo di studio cosiddetto alto, cioè la laurea. Il resto sono ragazzi che hanno come formazione professionale un titolo di studio dell'Istituto Superiore, scuole tecniche, oppure addirittura solo la licenza media e qualche corso professionale. Quindi non si tratta solo di cervelli in fuga, ma io la definisco una forza lavoro in fuga, cioè tante persone che escono nonostante in provincia di Treviso ci siano tantissime opportunità di lavoro. Basta girare per il nostro territorio, per i nostri paesi e molto facilmente ci si imbatte nella terminologia, nella parola cercasi. Cercasi cosa? Cercasi chi? Allora credo che quello che è più frequente in questa ricerca sia il ruolo di cuochi e di camerieri. Ci sono ristoranti che hanno ridotto la loro attività proprio perché non riescono a trovare personale che sia disponibile a lavorare alla sera oppure il sabato o la domenica. Però molto spesso questi giovani vanno all'estero e vanno fuori i cuochi e i camerieri a Madrid o a Londra o in altre città europee. Molto spesso ci si imbatte appunto nella terminologia cercasi
tornitori, fresatori, cioè impiegati nel settore della meccanica, che è un settore molto diffuso in provincia di Treviso. E anche in questo caso ci sono tanti giovani nostri che vanno a fare lo stesso lavoro in giro per l'Europa o in giro addirittura per il mondo. Bisogna cercare di dare una chiave di lettura. I motivi sono molti, basta andare a vedere anche quello che è emerso da una indagine che ha fatto la Fondazione Moressa, che fa riferimento alla CGIA di Mestre, che ha cercato di capire quali sono i motivi per cui questi giovani escono. Emerge che per quanto riguarda le persone, i giovani che non hanno un titolo di studio elevato, il principale motivo è quello del livello retributivo. Gli stipendi sono più alti all'estero. Però bisogna anche considerare qual è il costo della vita, che all'estero è superiore sicuramente rispetto a quanto non sia in Italia. Oltre al costo della vita c'è anche da affrontare il problema dell'affitto, di un alloggio da reperire, quindi sono costi che si aggiungono. Io ne metto anche un altro, che è quello delle tutele previdenziali. Noi in Italia, nonostante tutte le lamentele che abbiamo per il settore della sanità, abbiamo una sanità che funziona, che dà molte garanzie agli italiani. Il settore della previdenza, intesa come pensioni, non ci sono altri stati in cui le tutele che ci sono in Italia, tutele previdenziali intendo, siano pari a quelle che abbiamo noi. Quindi ecco, bisognerebbe che ai giovani venisse spiegato anche questo. E qua si pone un problema anche proprio di orientamento scolastico, che non deve essere finalizzato solo a cercare che il giovane trovi un lavoro che sia idoneo alle sue aspettative, ma bisogna informarlo a 360 gradi su quelli che sono i problemi che dovrà affrontare quando si inserisce nel mondo del lavoro, sia che sia un lavoro fatto in Italia che un lavoro fatto all'estero. Sempre dai dati della Fondazione Moressa è interessante sapere quali sono le motivazioni che adducono i giovani che partono con titolo di studio alto, cioè la laurea. Non è più lo stipendio più elevato che viene messo al primo posto, ma al primo posto c'è la possibilità di trovare una occupazione più attinente alla formazione ottenuta, alla scuola che sia stata Quindi anche questo svolta. deve far riflettere, no, su quella Anche che è l'offerta far formativa, l'offerta lavorativa che nel nostro paese viene Un'altra motivazione è legata alla possibilità di fare carriere in tempi più rapidi rispetto a quanto non sia in Italia. E qua sarebbe opportuno aprire una parentesi proprio sulle abitudini che abbiamo noi italiani, veneti e trevigiani. Ecco, le nostre aziende normalmente, essendo aziende medio-piccole, qui in Veneto, hanno una condizione a livello familiare. La condizione a livello familiare pone in capo al capofamiglia la gestione dell'azienda e prima che avvenga il passaggio di generazioni passano decenni. Questo passaggio dal padre al figlio avviene quando il figlio ha raggiunto magari l'età adulta, i 60 anni, e questo è troppo tardi. E magari spesso quella non più giovane che si trova a dover affrontare la gestione dell'azienda, non avendo avuto la responsabilità diretta in prima persona, qualche volta si trova in difficoltà. E lo possiamo riscontrare facilmente. Ci sono molte aziende trevigiane, nostre aziende del nostro territorio, che sono andate in crisi al momento in cui c'è stato il passaggio generazionale. Proprio molte per aziende, la mancanza anche di grosse aziende, non solo piccole aziende. Anche no? grosse aziende. Ecco, anche questo deve far riflettere. Ecco, un'altra considerazione. Un ragazzo di 35 anni che vive in Veneto è considerato troppo giovane per assumere le redini dell'azienda. Un ragazzo all'estero a 35 anni rischia di essere troppo vecchio per diventare un manager aziendale. C'è questa proprio diversità di mentalità tra l'Italia e altri paesi che fa sì che molti giovani, soprattutto quelli che hanno ambizioni, quelli che hanno voglia di fare anche carriera,
trovano maggiori possibilità all'estero che non in Italia. Ecco, Conte, la stavo perché finché lei parlava mi ha fatto riflettere già un termine che lei ha utilizzato, un ragazzo di 35 anni. Già questo è significativo, no? Del modo in cui noi italiani, tutto sommato, no, vediamo le generazioni. Qualche anno fa, insomma, una persona di 35 anni era un adulto, non un ragazzo, un padre di famiglia con dei figli già anche grandicelli. Ora è già difficile che a 35 anni uno sia genitore di un bimbo neonato. Certamente. Noi abbiamo tanti giovani che arrivano a inserirsi nel mondo del lavoro sulla soglia dei 30 anni, perché se hanno fatto l'università, se magari hanno fatto qualche corso post laurea, qualche specializzazione, arrivano a 28-29 anni, a quell'età si inseriscono nell'attività lavorativa. Se dopo devono anche fare la famiglia, mettere su casa e fare tutto quello che è nelle aspettative di un giovane, effettivamente si arriva vicini ai 35 anni. Quindi a 35 anni in Italia uno è ancora giovane, ha vissuto, non dico sulle spalle della famiglia, ma dipendendo molto dalla famiglia fino a qualche anno prima. Quindi effettivamente c'è una strada da fare anche sotto l'aspetto appunto del cambio della mentalità e sul cambio anche del tessuto sociale che noi abbiamo. Indubbiamente bisogna dare ai giovani la possibilità di inserirsi e di diventare autonomi anche prima di un'età che fino semplicemente a qualche decennio fa veniva considerata l'età adulta. Una volta si cominciava a lavorare a 14 anni appena terminata la scuola dell'obbligo. Se andiamo in tempi più lontani, quelli di cui mi occupo io, cioè dell'emigrazione, i ragazzi andavano a lavorare 10 anni e 10-12 anni dalla provincia di Treviso si partiva per andare in Piemonte a lavorare nel settore dell'agricoltura. Le nostre bambine, più che ragazze, andavano a fare le donne di casa nelle famiglie del Piemonte a servizio. Ecco, quindi effettivamente abbiamo fatto un cammino molto importante, però da un punto di vista sociale abbiamo creato un tessuto che ha qualche distorsione e che ha necessità di qualche correttivo. Ecco, a fronte diciamo di questa situazione e di questo quadro, voi come associazione Trevisani nel mondo, come vi state approcciando? Noi abbiamo da poco compiuto i 50 anni, abbiamo festeggiato nel 2023 il nostro 50° anno. Allora paragonare l'emigrazione di 50 anni fa con quella attuale ci porterebbe fuori di strada, per cui stiamo maturando in parte, abbiamo già maturata l'idea che noi dobbiamo cambiare un po' il nostro ruolo, inserirsi in questa nuova realtà e dedicarci soprattutto a questi giovani, quelli che emigrano, ma anche a quei giovani discendenti di emigranti italiani, e ne abbiamo tantissimi, che non dico quotidianamente, ma quasi si avvicinano alla nostra associazione per il desiderio di conoscerla, ma soprattutto perché, essendo discendenti di emigranti italiani, sono orgogliosi di esserlo, perché nei paesi in cui i loro avi si sono recati hanno dato un grosso aiuto, hanno fatto un grosso lavoro proprio per lo sviluppo di quei paesi. Cito paesi come il Brasile, dove si emigrava a fine 800, ma anche paesi in cui si emigrava in tempi più recenti, tipo l'Australia o tipo il Canada. Ecco, i nostri trevigiani, i nostri veneti hanno dato un grosso contributo per lo sviluppo di quei paesi. I discendenti di quegli emigranti sono orgogliosi proprio del lavoro che è stato fatto dai loro genitori, dai loro nonni. E bisogna anche riconoscere che questi paesi, quelli che ho citato prima, danno dei giusti riconoscimenti ai discendenti degli emigranti nostri, degli emigranti trevigiani. Adesso quei tempi sono cambiati. Questi giovani ci chiedono di conoscere in maniera più approfondita, più da vicino, le caratteristiche del territorio da cui sono partiti i loro antenati. Ci chiedono di conoscere il nostro dialetto, di conoscere la lingua, di conoscere la nostra cucina, perché una delle attrattive che esercita il Veneto e la provincia di Treviso è anche quello del settore dell'enogastronomia. Ecco, le richieste che noi ci troviamo in questi tempi sono di questa natura, quindi dobbiamo appunto cercare di conservare sempre il doppio ruolo, dedicarci a chi vive
nei nostri paesi e chi è emigrato, proprio per cercare questa duplice risposta. E i giovani che emigrano non hanno la necessità di un tempo, perché la lingua la conoscono. Molto spesso hanno anche dei punti di riferimento per quanto riguarda l'alloggio e per quanto riguarda il posto di lavoro. Quindi non hanno le primarie necessità della sopravvivenza da dover affrontare. Che c'erano un tempo. Però vivono la stessa esperienza, quella di essere sradicati dal loro contesto e di doversi inserire in un contesto che è diverso da quello di appartenenza, sia per quanto riguarda la lingua, che per quanto riguarda le abitudini, che per quanto riguarda anche le norme, le regole che dovranno affrontare nella vita di tutti i giorni e nella vita lavorativa nei paesi in cui si recano. Ecco, sicuramente nei giovani, mi metto insomma nei loro panni, c'è questo legittimo desiderio, no? Anche di scoprire il mondo, ora molto più che una volta, no? Di vedere altre realtà, altre culture, di trovare magari una realizzazione anche professionale diversa e questo è più che legittimo insomma per un ragazzo che ha tutta la vita davanti. È chiaro però che questo sta creando delle ripercussioni anche nel nostro territorio molto importanti, lo stiamo vedendo per esempio sul fronte della previdenza, no? Lo stiamo vedendo sul fronte della denatalità, perché poi se i giovani emigrano i figli magari li fanno all'estero e non in Italia, quindi è un'intera società che sta cambiando e con delle ripercussioni che si vedranno sempre più negli anni a venire. Sì, basti pensare che ci sono alcune attività nel nostro territorio per le quali non c'è la disponibilità di personale nostro, di personale locale. Ecco, non so se lei abbia visto, Presidente, poco fa il collegamento con la Fondazione Pellicani della nostra Anna Maria Parisi, no, dove stava ancora arrivando. È in corso proprio questa mattina a Mestre un incontro su questo, sulla questione legata a Venezia, che però riflette un po', no, questa situazione dove addirittura il 40% dei residenti ora nel territorio comunale di Venezia, tra Mestre e Venezia, è costituito da stranieri, perché la stragrande maggioranza dei posti di lavoro che si trovano ora in questo territorio in overbooking, diciamo, turistico, sono di un livello che i giovani italiani non accettano, vuoi per il tipo di lavoro, vuoi per la retribuzione. Certamente sì. Ecco, stavo pensando un attimo fa al lavoro nel settore dell'edilizia. Noi siamo portati a pensare che in Italia, in provincia di Treviso, vengono a lavorare i cinesi oppure popolazioni che provengono dal Sudafrica. Pensiamo a quanti lavoratori che ci sono nel settore dell'edilizia che provengono o dai paesi dell'ex Jugoslavia oppure dall'est europeo, Romania in maniera particolare. Sono rimasti pochi ormai i muratori, i falegnami, tutte quelle professioni di tipo manuale che non dico i nostri giovani disdegnano, ma che sono per loro meno appetibili. Quindi effettivamente sta cambiando il nostro tessuto sociale. Abbiamo comuni della provincia di Treviso, mi riferisco in particolare alla Pedemontana del Grappa, dove si arriva a percentuali del 17-18% di residenti non italiani. Abbiamo scuole che sono frequentate da percentuali molto spesso più alte del 10% di studenti non italiani. E quindi è tutto un tessuto sociale, un tessuto economico che sta cambiando. Noi parliamo di emigrazione, credo che il termine più opportuno da usare in questi ultimi anni sia soprattutto quello di migrazione. Cioè ci sono persone, forse perché è nella natura stessa dell'uomo, che si spostano per motivi diversi, ma che comunque si spostano, che non vivono più tutta la loro vita ancorati a un determinato paese. Dei giovani che vanno all'estero ce ne sono molti che partono con l'aspettativa di fare nuove esperienze. Ben vengano queste nuove esperienze se dopo questi giovani rientrano, perché si ripeterebbe quello che è già successo in passato. I nostri emigranti che sono rientrati hanno portato con sé al ritorno non solo denari, quelli che avevano accumulato durante il periodo di permanenza come emigranti, ma hanno portato soprattutto esperienze, modi nuovi di pensare, modi nuovi di vivere, e questo ha arricchito il nostro territorio e la nostra società. E allora se anche al giorno d'oggi i giovani che partono
partono con l'intenzione di rientrando porterebbero sicuramente nuove esperienze utili al nostro territorio. Quindi un arricchimento, insomma, sarebbe indubbiamente per tutti. un arricchimento. Che molti partano con l'intenzione di rientrare lo dimostra la discrepanza tra qualche dato, tra le effettive partenze e le iscrizioni all'AIRE. L'AIRE è il registro degli italiani residenti all'estero. I giovani che partono normalmente non si iscrivono subito all'AIRE. Si iscrivono quando magari dopo un anno, dopo 2 anni di permanenza all'estero, hanno trovato all'estero la risposta a quelle aspettative a cui mi riferivo prima. Quindi quando allora, pensano di rimanere lì, quando pensano di rimanere lì. Perché alla partenza magari l'aspettativa è quella di fare qualche esperienza, di confrontarsi con altre realtà e poi rientrare. Si iscrivono in un secondo momento all'AIRE e guardate che il rapporto tra iscritti all'AIRE e uscite effettive è di circa 1 a 3. Cioè su 3 giovani che escono, uno si iscrive all'AIRE subito. Quanti ne avete iscritti all'AIRE trevigiani ora? Più o meno. Il numero dei trevigiani è di poco inferiore ai 150.000, che è un buon numero. Considerando però che ci sono iscritti all'AIRE anche dei cittadini italiani che hanno acquisito la cittadinanza iure sanguinis, quindi che sono discendenti di immigranti italiani, che vivono in paesi stranieri come il Brasile, come l'Argentina o come il Venezuela, che non sono mai venuti in Italia, sono italiani iscritti all'AIRE. Può sembrare un'anomalia, ma è la legge italiana che è fatta così. Certo, quindi insomma 450.000 persone, se è vero questo rapporto, no? di 1 a 3 più o meno. Sì. E non sono pochi. C'è un'altra questione che volevo affrontare con lei, abbiamo ancora pochi minuti, ma insomma ce la facciamo, che è quella relativa ai fondi che vengono stanziati dalla Regione per le associazioni che si occupano dei veneti nel mondo. E nel bilancio di quest'anno appena cominciato c'è stato un calo consistente. Sentiamo il servizio che ha realizzato la nostra Tiziana Bolognani della redazione di Belluno. Inizia male l'anno del turismo delle radici voluto dal Ministero degli Esteri e sostenuto dal Presidente Mattarella. Rispetto alla somma di 260.000 euro, per la verità già debole, prevista nel programma annuale 2024 approvato lo scorso settembre, nel bilancio di previsione si legge che la Regione Veneto stanzierà solo 175.000 euro complessivi per tutte le attività già previste dalle associazioni che si occupano del complesso mondo dell'immigrazione. Un taglio di oltre il 30% che ha fatto infuriare il Presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, Oscar De Bona. Mi sono appellato al Presidente della Regione perché ogni mese, se non anche ogni 10-15 giorni, ci sono imprenditori, ci sono uomini politici di origine veneta che visitano il Veneto, che visitano le nostre aziende, le nostre fiere. Se il Sistema Italia mette 1 euro, il Sistema Italia incassa 10. Concetto chiaro che non ha trovato una sponda a Venezia e che qualche problema causerà. Abbiamo un altro Veneto nel mondo, afferma il presidente di ABM, e il Veneto ha bisogno dei nostri discendenti collegati direttamente con i circoli che mantengono vivo il forte legame con le radici. L'anno delle radici è stato istituito dal Ministero, quindi dal governo nazionale, che ne ha riconosciuto il valore. Mi sarei aspettato che almeno per l'annualità 2024 almeno non ci fossero stati ulteriori tagli rispetto alle cifre dell'anno scorso. Il 2024 vedrà la promozione turistica del territorio italiano attraverso i 70 milioni di discendenti italiani presenti all'estero, uno schiaffo rispetto all'opportunità di crescita economica e culturale del nostro paese, spiega De Bona. Andare a indebolire fino all'osso la voce di bilancio va a penalizzare le associazioni, la Trevisani nel mondo, la Vicentini nel mondo, la Veronesi nel mondo, la Veneti nel mondo, la Bellunesi nel mondo. Il taglio rispecchia una tendenza a cui le associazioni degli emigranti avevano risposto cercando fonti alternative per l'organizzazione delle loro attività. Però un passaggio, una riduzione su una cifra già risibile è veramente un colpo mortale. Ecco Conte, abbiamo ancora davvero poco tempo, come risponde a questa
a questa tegola, diciamo, che è caduta sulle associazioni dei veneti nel mondo? Indubbiamente è una penalizzazione forte, perché le nostre associazioni, trevisani, bellunesi e tutte le altre di questo settore vivono di quello che ricevono da parte della Regione e da parte del Ministero degli Esteri. Sono aiuti importanti, per noi determinanti. Se vogliamo continuare a portare avanti le nostre iniziative dobbiamo continuare ad avere i fondi. Noi dobbiamo ringraziare quello che abbiamo avuto fino a questo momento, pensare che possa essere ridimensionato il fondo che noi abbiamo a disposizione della Regione, ma non solo noi che siamo associazioni in Italia, perché questi fondi andavano anche a favore delle realtà, delle associazioni presenti all'estero dei veneti. È una forte penalizzazione, è difficile accettarla, non so se riusciremo a trovare le risorse. Noi abbiamo delle iniziative già programmate tenendo in considerazione di poter avere le risorse degli anni precedenti. Se così non sarà, sarà un problema grosso per noi. Cosa rischia di saltare? Salteranno sicuramente quelle iniziative che vanno a favore soprattutto di chi è all'estero, soprattutto di quelle persone che, dicevo prima, sono discendenti di emigranti, che sono orgogliosi di esserlo, che vorrebbero venire in Italia non con i contributi di questi fondi regionali, ma venire in Italia proprio per creando in maniera indiretta anche dell'economia, perché il turismo è una forma di economia importante per il nostro territorio. Ecco, si rischia di bloccare queste associazioni. Noi abbiamo avuto con l'anno delle radici, con questa iniziativa del Ministero, il compito di organizzare degli itinerari, di organizzare dei percorsi, di fare delle proposte a chi intende venire per la prima volta nel territorio da cui sono partiti i loro antenati. Ecco, rischia di saltare soprattutto questo. Indirettamente è un danno che si fa all'economia, con beneficio per il bilancio della Regione che è di qualche migliaia di euro. Io auspico che ci sia la volontà da parte della Regione di andare a recuperare nel corso dell'anno le risorse che sono state tagliate, anche perché c'è un organismo che si chiama Consulta dei Veneti, che si è riunita nel 2022 in provincia di Treviso, nel 2023 in provincia di Vicenza, che aveva espresso la contrarietà a questo paventato taglio dei contributi e che era riuscita a ottenere da parte dell'assessore di reparto l'impegno che nel bilancio del 2024 ci fosse lo stesso stanziamento quantomeno del bilancio del 2023. E quindi vedremo che cosa accadrà. Guardi, devo chiudere davvero, le chiedo in 2 parole, cosa farete ora? Noi continueremo a svolgere le nostre attività. Noi ci stiamo organizzando anche come associazione che opera nel mondo del volontariato di poter fare riferimento anche a qualche aiuto di parte di qualche azienda, di qualche ditta, di qualche banca. Devo dire per la verità che ci troviamo che da parte di questo mondo, e allora questo mi fa dire ma come mai non lo capisce la politica, da parte di questo mondo ci troviamo di fronte a dei consensi. Credo che lo stimolo di questi imprenditori, di queste banche, deve agire nei confronti della Regione per far rimeditare la decisione regionale. Allora, grazie a Franco Conte, Grazie presidente della Trevisani nel Mondo, grazie per essere stato con noi. Noi chiudiamo qui questa prima edizione dei nostri telegiornali. Vi ricordo 2 appuntamenti importanti. Uno è quello di domani sera alle 20 con il Grande Calcio Internazionale che torna su Antenna 3 con un appuntamento da non perdere, perché trasmetteremo in diretta la finale di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Barcellona. In diretta dunque alle 20 domani sera su Antenna 3. Subito dopo il TG un altro appuntamento imperdibile per chi ama il cinema. Andrà in onda quest'oggi il film Signore e Signori di Pietro Germi. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buon pomeriggio. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo.
Condizioni stabili grazie all'alta pressione. L'aria fredda tuttavia mantiene le temperature vicine a valori medi stagionali. Il dettaglio di sabato 13 gennaio. Sul Veneto saranno più probabili e diffuse rispetto ai giorni scorsi le foschie e le nebbie. Possibile una maggiore visibilità sui rilievi. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo, minime sotto zero, massime tra 3 e 5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà maggiormente soleggiato con cielo sereno o velato. Farà però ancora freddo al mattino con gelate estese. Temperature minime sotto zero, massime sui 4-8 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Tanto sole e con qualche innocuo addensamento in giornata. Temperature minime tra -4 e -3 gradi, massime sui 6-7 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.